700 di dislivello, 2 ore e un quarto di percorso, andiamo sul monte a Marianute. Parcheggiamo Silvio in prossimità dell'entrata di un cantiere a circa 100 metri dall'attacco del sentiero, tracciato, segnalato molto bene e impossibile da sbagliare. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Allora siamo arrivati nel punto panoramico e abbiamo fatto una scoperta incredibile. Vai Sergio, Allora, mi presento, sono Sergio, io gestisco insieme al mio socio il blog supermontefvg.com, dove potete trovare tutta una serie di escursioni fotografiche, più di 550. E ho avuto il piacere di fare questo incontro. Ci siamo trovati per caso, un po' di autopubblicità a vicenda. Allora lui ha tirato fuori una bottiglia di vino rosso e noi ci siamo avvicinati fondamentalmente. Allora questa persona qua, si è messa lì in 5 minuti, ci ha raccontato tutto, nel senso qual è quella montagna lì, qual è quella montagna là, è un posto, magari fossi io così. Beh, allora intanto siamo sulla Marianute, sopra la piana di Tolmezzo, che vedete sotto qua. Questo davanti a noi è lo Strabut, laggiù in fondo si vede Villa Santina, il canale del tagliamento, e da là poi Capirete che incontrare per me uno come lui più un alta. mito. Ma dov'è che siamo qua adesso? Madonna Gian, 10 volte te l'ho detto. Vabbè, 11 e basta. 11, 12. Dai. È dritto davanti a noi, ancora innevate come vedete. Poi abbiamo la Sella Chianzutan con il Verdegni sull'Ovizola, il Piombada con le Prealpi. Diciamo che siamo in una bellissima regione, in un bellissimo posto. Assolutamente, andate a visitare assolutamente il sito perché è tanta roba. Ti ringrazio. Veramente. Quante escursioni avete nel sito? Beh, sono più di 550. Insomma, Quindi ce n'è per tutti i gusti. direi dalla di sì. neve all'estate, ferrate di alpinistiche e quant'altro. Fantastico. Io ti ringrazio, adesso Sergio, non mi resta che grazie mille. brindare con un bicchiere di Va bene. Vicino alla panchina troviamo quasi casualmente all'interno di una nicchia il libro delle dediche, qualche frase e via si riparte. Been 1 or 2 since I ran into you. Do you need a picture? Well, that gets old. It's hard to take one when your iPhone's full. Who's gonna save you? A Marianute raggiunto, a questo punto lasceremo il Sassolino del Sorriso vicino alla croce e chi lo trova lo porta in un'altra vetta. Come mai Pippi? Perché non avevo tanto tempo e quindi ho disegnato una cosa veloce. Pensavo che fosse un uovo di Pasqua, dato che siamo a periodo. Ma ci può stare. Allora, abbiamo preso il Troy de Martin per raggiungere il monte a Marianute, da qua la vista è incredibile. Adesso ritorniamo alla macchina. Ritorniamo a valle in fretta perché il tempo va peggiorando. Vi è la possibilità di fare un giro d'anello, ma la discesa è decisamente più ripida e scivolosa, soprattutto se ha piovuto. Il monte a Marianute è una vetta che non ha nulla che invidiare a molte cime più prestigiose e a noi ci ha divertito moltissimo. Qualsiasi escursione facciate, ricordatevi sempre che l'obiettivo è ritornare a casa, quindi fate molta attenzione. Bene squadra, ora vi mandiamo la cartina tabacco e ai dati tecnici del percorso. Iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Grazie a tutti.